Picnic guardando la laguna al tramonto, passeggiate in spiaggia, parco giochi affollati di gente. Al Lido di Venezia, nonostante una grande maggioranza di residenti stia dimostrando di rispettare i divieti, sono ancora troppi i cittadini che non si adeguano alla richiesta di rimanere a casa per fermare il rischio di contagio. Alcuni comportamenti segnalati in questi giorni sono, per usare un eufemismo, decisamente fuori luogo. Il consigliere della municipalità del Lido e Pellestrina, Alberto Cavagnis, dirigente sportivo e capogruppo del gruppo misto nella municipalità, lancia un ultimatum. È evidente che la situazione è molto grave, molto grave, perché i numeri dicono questo. Allora io dico alla popolazione di Lido e Pellestrina veramente di rimanere a casa, di rispettare le regole. Cavagnis chiede maggiori controlli e ha scritto una lettera ufficiale ed informato di questa richiesta il presidente della municipalità Carella, il prosindaco Romor e tutti i capogruppo della municipalità, trovando in tutti i livelli piena condivisione. Chi ha la possibilità, può cercare di far rispettare queste regole, deve essere più rigido e deve intervenire. Questo diventa fondamentale. E per incentivare la popolazione a donare sangue, ecco una proposta interessante. Se c'è la possibilità di fare un punto di raccolta sul Lido ogni 10 giorni, ogni 15 giorni, così da poter recuperare qualche donatore e aiutare anche questa situazione che diventa sempre più difficile.